Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro Marianetto veneziano. Oggi parleremo di qualcosa che al momento sta tirando molto, è un byte click che basta scrivere vaccino e tutti corrono a vedere di cosa si tratta. Ma prima di iniziare a fare questo, il vostro Marianetto veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Integrata, al canale del vostro Marianetto veneziano. Vi ricordo che questa sera, che è mercoledì alle 21, ci sarà una live Sibilla Interattiva del Garmaretto Veneziano in tandem e siete vivamente invitati. Vi ricordo anche che abbiamo un gruppo che si chiama Radionica, Radiestesia Radionica, Terologia ed Ermetismo. Siamo più di 1400, sei invitato su Face. I link sono sotto in descrizione. Qui sopra invece vedi un numero di telefono. Se vuoi un consulto privato sono 20 euro, 45 minuti. In più abbiamo anche il sito capitano.altavista.org in cui si possono scaricare 20 ebook di radionica radiestesia con tante di istruzioni, ne hanno già scaricati 150.000 e il Marietto Veneziano ha donato all'umanità quasi o più di 2 milioni di circuiti radionici e quadranti radiestesici con tutte le spiegazioni. Continuo a dire che c'è anche una sezione shop nel sito dove il De Garda e il Marito Veneziano propongono dei prodotti esoterici a pagamento. Bene, detto questo, i link sono sotto qui in descrizione. Detto questo, possiamo iniziare la pillola. E di cosa parliamo di questo vaccino? Beh, prendiamola un po' distanti, perché la gente non si rende conto in che mondo siamo, no? Cioè, praticamente la gente nasce, chi è nato come me nei baby boom, chi è nato negli ultimi anni, entra nei social e legge di tutto. Ma analizziamo un po' la situazione. Negli ultimi 2000 anni cosa c'è stato? C'è stata una chiesa di Stato fortissimo che 500 anni dopo la morte di quello che veniva chiamato come Cristo, si è creata questa Chiesa di Stato, questo organismo che praticamente a colpe di regole della serie se la terra non è piatta e la vedi rotonda ti porto al rogo, o a caccia le streghe e quant'altro. E quindi siamo arrivati praticamente verso il 1700 a colpi di guerre sanguinose, gente che moriva per strada di fame, di malattie date da batteri e da virus. Quindi diciamo che a ben vedere ultimamente stiamo benone. Poi è arrivata la prima e la seconda guerra mondiale e noi ci siamo trovati, noi quelli del baby boom, in una situazione estremamente vantaggiosa. In questo periodo siamo in una zona di transito, un transito molto importante anche a livello planetario, come dicevo già da 6-7 anni, siamo in un periodo in cui stiamo entrando in una fase importantissima e tutti cercano in un modo o in un altro di frenare l'avvenimento. Qual è quell'avvenimento? L'avvenimento è che c'è sempre qualcuno che vuole, come si suol dire, avere il giardino più verde dell'altro. E quindi usa qualsiasi mezzo, perché vi ho già spiegato in altre pillole, la Terra è rotonda, la Terra è sotto gli influssi di varie energie planetarie, o chiamiatele anche come volete, comunque sono energie, quindi non ci sarà mai quello che viene definito l'anticristo che governerà il mondo, ma ci sarà sempre in una parte del mondo un determinato personaggio che governerà forte e viceversa. Questo in tutto il mondo, quindi non esisterà mai, non potrà mai esistere una sola persona che governerà tutto. È una diceria apocalittica che si è sempre voluto dire per influenzare le masse, ma non c'è né primo né secondo né terzo segreto di Fatima. La situazione è che ognuno deve pedalare con le proprie forze e col proprio karma. E qui arrivo al punto, quello dei vaccini. Cioè noi abbiamo visto che dal 2020 in avanti o lo hanno messo fabbricato, come dice qualcuno online, studi organizzazioni paramilitari o è venuto giù dal cielo, no? Però sta di fatto che questo virus ha cominciato a impensierire l'umanità. Prima la chetichella dalla Cina e poi pum, si è sparso dappertutto. Adesso il problema è che questa patata bollente in Italia vuole volare
sembra che sia l'argomento più gettonato. Basta andare nei talk show, essere contro il vaccino, sì, e si alza un vespaio di scudi. Allora, la situazione è molto più grave perché stiamo entrando in una situazione che il vaccino è solamente una copertura panna, la crema che copre la torta. Nella realtà la situazione non è tanto il vaccino o il virus, è che ci sono delle forze che vogliono contrastare l'avanzata di armate dell'Est. Sì, l'avete capito bene, dall'est si stanno armando per, in un certo senso, far vedere i muscoli. Ve l'ho già spiegato in altre pillole che nell'86, chiaramente io parlo per gente che mi segue e ho fatto più di 1400 pillole, quindi dico delle cose che parte dal presupposto che la gente abbia visto quelle pillole. Quindi dall'86 in avanti, dopo Chernobyl, la nostra fortuna è stata Chernobyl, noi ci siamo trovati in una situazione di vantaggio. Adesso questo vantaggio si sta, tra virgolette, consumando e quelli nuovi, non quelli del baby boom, ma quelli del 2000, a un certo punto si trovano qui. Il cibo nei supermercati, che fino al 1700 la gente moriva per strada di fame, di stenti, di fame, di patologie. E con questa diceria del vaccino. Allora, la soluzione è molto semplice. Se uno ha il karma buono, il vaccino se lo può fare tranquillamente. Se uno ha il karma così così traballante, è chiaro che il vaccino, insomma, io ci penserei due volte. Perché quindi il vaccino fondamentalmente, perché il karma buono è anche un piccolo aiuto per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Io non voglio essere negativo in questa direzione, però c'è troppa gente che comincia a dire che questo vaccino toglie l'aura, nel zucchero, che questo vaccino è il vaccino dell'anticristo. L'anticristo, cari miei, non potrà mai esserci in questo mondo perché ci sono delle energie così forti che neanche l'anticristo e tutti i geni di questo mondo potrebbero spostare. Perché? Perché c'è il karma, è chiaro. Mm? Quindi il karma anche nel pianeta. Quindi, signori miei, è inutile che stiamo a sentire gente che quando il Marietto diceva che nel 2020 sarebbe arrivata quest'ondata di cioccolato, parlava della quinta, settima dimensione, vogliamoci bene, tutte quelle cose lì, e poi adesso incomincia a dire che questo vaccino fa male. E certo fa male che ha un karma un pochettino debole, ma che ha il karma buono, cosa sta lì a farsi pensieri? Si dovrà fare bene i pensieri invece per quelle cose che stanno preparandosi in Ucraina in questo momento. Bene, detto questo, non è che volevo fare un video by click, ma solamente per spiegare che quelle persone che hanno un karma buono, o che hanno attivato tutti i circuiti, che hanno fatto varie operazioni propiziatorie, scusate, non fatemelo dire meno. È chiaro che siete messi bene. Bene, cari amici, vi ringrazio di avermi seguiti e alla prossima. Ciao.